in cui il vostro maestro spiega alcune carte delle sibille. Le facciamo un piccolo esercizio così che chi segue il vostro maledetto con le sibille live, che sapete che c'è martedì e giovedì alle ore 10 praticamente, sa o riesce a leggerle in modo autonomo. Questo è anche importante, così che chi vuole può in un certo senso iniziare anche lui a utilizzare, o lei a utilizzare. Le sibille sono più o meno 52, senza più o meno. In alcune sibille c'è anche la carta bianca, ma generalmente sono 52, tutte colorate. Rispecchiano dei semi, no? Come le carte tradizionali, però hanno anche dei disegni, no? Però prima di fare questo vi invito, se non avete ancora fatto, a iscrivervi al canale di Legare Maledetto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram. I link li trovate qui sotto in descrizione. Vi ricordo che al lunedì sera alle 21:30 e al venerdì sera avete il The Gather con le live interattive sibille. Questa sera alle 21:30 avremo la nostra Ildegard, quindi se volete fare delle domande questa sera è la sera buona. Il sabato purtroppo abbiamo tolto la possibilità di fare domande tramite Sibille, a meno che ci siano delle live speciali, tipo domani potrebbe esserci al sabato una live speciale verso le 18 con le Sibille con vostro Marietta. Bene, vi ricordo anche per i nuovi che non sanno ancora, questo ebook speciale costa 50 euro, lo si può trovare nel sito del capitano.org, interviste.org, dove ci sono anche tantissimi altri ebook gratuiti. Invece questo costa 50 euro perché è una chicca, è qualcosa di veramente importante, c'è dietro tantissimo lavoro, ci sono delle belle spiegazioni di alcuni circuiti e per chi può è meglio che se lo prenda. Importante anche sapere una cosa, che a livello radionico le pulizie sono un must perché ripuliscono il campo eterico da spurie, da parassiti e quant'altro. Però questo non è la sede e il contesto e l'involucro per poter parlare delle pulizie radioniche e di quant'altro. Oggi vedremo le sibille. Facciamo 3 carte così che spieghiamo un po'. Quindi vediamo un po' come potrebbe essere interpretato. Quindi noi facciamo la nostra mascherina, tiriamo fuori la prima amica, seconda leggerezza e terzo messaggio. Allora, queste 3 carte, tipo l'amica, dipende sempre dal contesto. Ogni carta non deve essere detta a sé, ma deve essere come un film, come un ricamo. Quindi se esce l'amica, e faccio un altro esempio, e nemico, no? E leggerezza, è un esempio, vedete che l'amica è seguita o anticipata, voglio dire, da qualcosa che fa capire che c'è qualche, mettiamola così, no? Vediamo che c'è un nemico alle spalle che potrebbe, capite? L'amica potrebbe essere una terza incomoda e la leggerezza. Quindi molte volte la carta amica non vuol dire che è un'amica, vuol dire semplicemente che se è in mezzo o è anticipata o seguita da carte negative, acquisisce un valore estremamente negativo. Perché molte volte, ad esempio, vedete, ad esempio, questo sistema abbiamo un messaggio di un'amica che poi, vedete, in questo caso qui si vede esattamente al rovescio, ma no, è giusto. Messaggio, amica, nemico. Quindi potrebbe essere un'amica che ci manda un messaggio che però questa amica non è tanto amica perché è seguita da un nemico. Quindi molto spesso, oppure dopo c'è pensiero, potrebbe essere la terza incomoda o una persona che magari fa il doppio gioco. Quindi dovete sempre stare attento quando vedete qualcuno che legge le sibille, che non le legga singolarmente. Chiaro, poi dipende anche dalla domanda e dipende da altre variabili, ma generalmente quando è una domanda di cuore si cerca sempre di ricamare insieme, di cercare di vedere più lontano cosa vogliono spiegarci le sibille. Ad esempio, se c'è leggerezza, no? Questo fa capire che abbiamo preso sotto gamba magari un'amica che poi è diventata una nemica. Quindi, cari amici, quando si leggono le sibille bisogna sempre avere un occhio, no? Generale, vedere l'insieme e cercare di capire attraverso la domanda e la storia della persona
il risultato, perché ci sono molte persone che non raccontano bene la propria storia, poi va a finire che cosa? Che si interpreta magari che l'amica non è neanche un'amica, ma una signora giovane che si incontrerà e che sarà una nemica nel prossimo futuro. Quindi quando voi vi approcciate a un esoterista, a un sibillologo o a un mago e lui usa le sibille, perché i tarocchi il Marietto non li usa, perché i tarocchi sono delle carte importanti, sono praticamente qualcosa di spirituale altissimo e purtroppo vengono usati in modo indiscriminato, quasi non criminoso, ma diciamo che chissà il valore dei tarocchi sono troppo alte come carte per poterle usare per raccontare un avvenimento o potenziali avvenimenti che poi non si sa neanche se avverranno, perché le sibille è vero che sono chiacchierine, ma bisogna sempre prendere con un occhio come se fosse un gioco, mettiamoci così. Non è che sono il Padre Eterno, vedono molto lontano, alcune volte, il 90% delle volte ci azzeccano, ma diciamo che non hanno quella carica spirituale, quella carica energetica, quella carica vibrazionale che praticamente i maestri misterici hanno voluto dare ai tarocchi. Invece le sibille sono praticamente un surrogato abbordabile un po' per tutti, per quelli che hanno questo dono. Bene, cari amici, il vostro Marietto finito qui, vi ringrazio di avermi seguito e vi chiedo di iscrivervi se non avete ancora fatto al canale di Legare Marietto Veneziano e di venire questa sera alle 21:30 che è venerdì nel live Sibille Interattivi di Legare. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!